Ci sarà da attendere ancora molto per conoscere l'esito delle elezioni USA. Intanto Trump è disposto a vendere cara la pelle e minaccia il ricorso alla Corte Suprema, temendo eventuali brogli. Il presidente, insomma, teme di essere derubato. Il voto degli americani si è trasformato in un referendum sul presidente, il quale ha dichiarato che il momento è davvero triste. Allora, abbiamo appena ascoltato pochi minuti, per la verità, non tantissimi, Donald Trump, qualche minuto anche il suo vice nella East Room con 250 invitati, tutti quanti senza mascherina. Ma quel che è triste sicuramente è vedere i suoi sostenitori sfidare il buonsenso, tutti senza mascherina e attaccati uno all'altro. La cosa certo non sorprende, conoscendo l'insofferenza di Trump per le mascherine e il distanziamento sociale, ma è di una gravità inaudita quello che è accaduto e che probabilmente si ripeterà sotto gli occhi del candidato presidente che il virus lo ha conosciuto, ma non ha modificato minimamente il suo pensiero, mantenendo un rapporto difficile con gli scienziati, che ha addirittura denigrato. Non abbiate paura, aveva detto Trump agli americani dopo le sue dimissioni dall'ospedale. Noi, aveva aggiunto, il Covid lo sconfiggeremo. Alla luce di quanto avviene, sembrano essere delle semplici argomentazioni di campagna elettorale. L'esempio non è per nulla incoraggiante e chissà che gli stessi scienziati non abbiano un peso sulle elezioni.